Buon pomeriggio da Luigi Falqui con le immagini a cura di Luca Tocca, la regia di Mauro Farris. Vi raccontiamo l'ottava giornata del campionato di eccellenza Bari Sardogliastra Calangianus in diretta dal comunale Ligius di Lanusei. Brasiliano con il numero 10. Direttamente un cross pericoloso che va sul fondo, l'ultimo tocco di Puzzu. Buon lancio, questo invece per la Valle con l'esterno. Pisu si oppone, può continuare il Calangianus con Kassama. Pisu due volte in calcio d'angolo, eccolo il lampo del Calangianus, prima con la Valle, poi con Kassama. Lascia giocare tanto a lotta, però le squadre sono obbligate a lottare su ogni pallone. È bello così però per il pubblico. Anche qua regolare la Valle per la velocità di Kassama, c'è prateria. Kassama col mancino, palla sul fondo per un secondo, l'illusione del gol. La Valle ancora a sinistra per Secci, fino in fondo può metterla in mezzo, lo fa per Karlander e incredibilmente non è 1-0 Calangianus per centimetri. Ma prima l'angolo, come sempre De Murtas dalla bandierina, è pronto ad andare, ora col cross, teso, palla spizzata male, può arrivare il tiro di La Valle, col mancino a sbloccarla Juan Martin. La Valle 1-0, ma era il momento propizio per il Calangianus, che se ne è mangiati 1, 2, 3 al quarto, non poteva proprio sbagliare. Perez, apertura per Tusacciu. Può andare uno contro uno con Dimitrijevic. Perez, Puzzu, palla a metà, la Valle sponda Tusacciu di prima all'angolino. Ma che azione del Calangianus, tutto di prima, sponda perfetta di La Valle e sinistro chirurgico del capitano. Ha segnato Tusacciu ed è 2-0 Calangianus. Tutto veramente bello da vedere. La Valle, Perez, Dombrovskis, adesso partecipa anche lui alla manovra, vuole divertirsi anche lui insieme agli altri. Palla in mezzo che passa, errore, Karlander la rimette sul fondo, non aveva assolutamente specchio della porta Karlander, ha fatto forse anche troppo, liscio però molto molto velenoso lì dentro l'area. Anche esperienza poi Montenegro nella seconda lega. Adesso però la punizione in mezzo, morbida, Giumabo, palla che passa sul fondo, tutto buono per la lotta, non ci è arrivato per centimetri Vara. La palla ancora arriva con Dimitrijevic, nuovo cross, occhio su questo tocco, Puzzu non con il braccio, la lotta era proprio lì. Suali mette un nuovo cross, Vinicius, Vara, conclusione al volo murata da Dombrovskis. Ci aveva provato Miali. Vinicius è ancora lì, all'interno della piccola. E allora marcatura speciale per lui. Ecco la palla per lui, che l'allunga per il colpo di testa di Kassama. Pisu, forse col ginocchio, forse con le dita, il riflesso che ha salvato il Bari dal 3-0, il pugno di Suali. Eccolo che arriva il lancio, non così lungo. Miali davanti a San Biagio, Tosi posizione regolare e quindi gioca per Correa che aggancia Vara di prima. Mabo, bella idea, Mabo può guardare la porta, sceglie Dimitrijevic, passa Dimitrijevic, fermato dal solito sontuoso Dombrovskis, che per la seconda volta in questa partita si è sostituito a Congiunti, vuole farsi vedere, vuole dimostrare di meritare il campo in eccellenza Casula. Correa col numero, che è anche l'ultima giocata che vi raccontiamo di questa partita al Ligius di Lanusei. Ha vinto il Calangianus 2-0 sul Bari Sardogliastra.